Intorno alle 13:30 di ieri lo scoppio di una bombola d'ossigeno stronca la vita di un giovane ragazzo. La vittima del tragico incidente sul lavoro è Massimo Aliseo, originario di Canicattì, ma residente ad Agrigento. Stava lavorando all'interno di una struttura industriale, la Medical Gas Criogenici, che si occupa della ricarica delle bombole di cui era dipendente. Massimo Aliseo, 28 anni, era sposato e padre di 2 figli. La più piccola era nata solo il 18 dicembre scorso. Aliseo, tifoso dell'Akragas, aveva trovato una stabilità lavorativa con questo contratto arrivato proprio in concomitanza con la nascita dell'ultima figlia. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane stava maneggiando una bombola d'ossigeno quando all'improvviso è esplosa, questo all'interno di un capannone della zona industriale. Si ipotizza che stesse ricaricando la bomba quando il tappo utile alla copertura è saltato. Gli inquirenti che hanno sequestrato l'area stanno cercando di ricostruire l'accaduto. La scientifica si è occupata di rilevi per capire cosa possa aver innescato la deflagrazione. L'indagine della procura è al momento contro ignoti. Sono rimaste ferite anche altre 3 persone che sono in stato di shock.